heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo vlog per ho delle cose da dirvi. Innanzitutto volevo dirvi che non sto rispettando moltissimo i programmi del canale, dato che i vlog di solito li facevo uscire la domenica e le base review le facevo uscire il sabato. Purtroppo sono stato un po' male in questo ultimo periodo e non sono riuscito né a giocare né a registrare. Comunque non preoccupatevi, io sto riprendendo a giocare e a registrare, perciò cercherò di portarvi video più frequentemente. Partiamo con le domande di oggi. Sebastian Meroni si pronuncia così, ci chiede: ciao Kai, ti hanno mai fatto pena quelli scarsi che ti chiedevano di entrare nel clan e gli dicevi di no? Allora ragazzi, il mio clan ha delle regole e non posso fare entrare tutti purtroppo. Mi avete chiesto in tantissimi di fare un clan mio per il canale, lo feci un pochino di tempo fa quando avevo ancora 2000 iscritti, sarà stato tipo 7-8 mesi fa. Allora i 50 posti del clan li ho riempiti subito, perciò praticamente ci sarebbe tipo una rissa per chi vuole entrare nel clan. Naturalmente 50 posti per 77-78 mila persone non è possibile. E dopo non avrei tempo materiale per gestire il mio clan e il clan Bo. Valerio Calea ci chiede: Kai Vlog, se arrivassi in Lega Leggenda cosa faresti? Lo sborone! Sì, farei un po' lo sborone perché non è da tutti arrivare in Lega Leggenda. Attualmente a livello globale mi sembra che ci sono arrivati neanche 10 persone, 6-7 forse. Insomma è un'impresa da nerd. Già la Lega Titano è difficile, non oso immaginare la Lega Leggenda. Michele Pertile, ragazzi scusate se sdoppierò tutti i cognomi, ma oggi sono un po' così. Kai Vlog, tua mamma sa che fai lo youtuber? Se si presenta al channel vlog, bella Kai, sei un grande. Allora, diciamo che mia mamma veramente fotte cazzo, veramente tipo non rompe mai i coglioni, tu fai quello che vuoi. E lei sa che faccio video su YouTube, ogni tanto entra in camera mia, mi guarda in modo strano e fa: cosa stai facendo? Stai registrando? Cosa stai registrando? E io gli dico: mamma ti prego, esci 2 minuti. Allora, lei sa che faccio video su YouTube, però lei non sa i miei numeri. Insomma, mi reputa solamente un figlio nerd che sa giocare solamente Clash of Clans. Anthony Felicetto ci chiede: Kai Vlog, imita Ciao di Una notte da leoni, salutami se va. Ciao Anthony. Mister Ciao. Ha! Gay! Questo era per il mio capo clan. Francesco Pelazza ci chiede una domanda un pochino simile a quella precedente. Kai, i tuoi genitori cosa pensano dei tuoi successi su YouTube? Comunque sei un grande, ti stimo moltissimo. Allora, i miei genitori non sanno dei miei numeri, pensano ancora che io sia uno sfigatello che fa video. Non sto dicendo che chi non ha numeri sia uno sfigatello, ma sono i miei genitori che credono che io faccio video per me stesso, che dopo riguardo, come se non avessi niente da fare. Sì, perché ogni tanto riguardo i miei video e qualche volta tipo è entrato mio papà, fa: cosa stai guardando? Marco ci chiede: Yaki Vlog, hai sbagliato hashtag o hai sbagliato youtuber? Federica Tesoriello ci chiede: che vlog penso che la domanda sia: come reagisci quando trovi in globale dei Muni 8 che si atteggiano perché credono di essere forti? La mia reazione: sì amico, tranquillo, sei forte solo tu. Occhio i miei capelli. Ragazzi, so che questo vlog è un pochino più corto del solito perché ora devo registrare un altro video e dopo per pubblicarvelo domani. E ho un casino di cose da fare. Comunque spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciatemi un like, un commento e naturalmente qua sotto potete scrivere delle domande così io le prenderò per il prossimo vlog. Ok, questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima video, ciao!